Jaqueline. Ah, já deu Lima. Jaquelinda. Eu sei o que ela tem que fazer, não. Se ela não sabe pra onde que ela vai, eu vou ser. Pode partir? Pode partir? Vitória. Vitória. Casota. Casota é Vitória. Casota é Vitória da Almeida.
Angel Elixir, the new eau de parfum, Mugler. Pizza Out, troppo buona, ta 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 ra ta. Qui con noi un grande sogno, realtà diventerà. Troppo buona. Da lavoro e felicità. Pizza Out! Pizza Out and Friends. Come on! Da Pizza Out l'inclusione non è moda ma è verità. Raddoppiamo i nostri sogni con amore e dignità. Era buona questa? Condividi il video.
Buongiorno a tutti, alziamoci in piedi per lodare e ringraziare il nostro Dio questo giorno meraviglioso di celebrazione, amen? Battiamo le mani! Sono forte se spero nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore. Oh Dio, tu sei. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Cantiamo Chiesa. Eterno Dio, eterno amore, fedele sei Signore, non cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, tu mi difenderai, custoderai la mia vita. Battiamo le mani. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore. Cantiamo Chiesa. Nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore. Alleluia. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Alleluia. Eterno Dio, eterno amore, fedele sei Signore, non cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, tu mi difenderai, custoderai la mia vita. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei. Cantiamo Chiesa con gioia, ringraziando al Signore. Eterno Dio, eterno amore, fedele sei Signore, non cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, tu mi difenderai, custoderai la mia vita. Alleluia. Gloria al Signore. Amen. Hai già salutato il tuo fratello lì a fianco, hai lasciato che la tua benedizione possa posarsi su di lui. Lascia il tuo posto, dai un abbraccio, una parola di benedizione. Siamo qua per gioire nella presenza di Dio e insieme ai nostri fratelli. Amen. 22 anni di storia, no? Questa chiesa di cui facciamo parte
È una benedizione stare insieme per così tanto tempo, no? E la Chiesa sta crescendo. La Chiesa sta crescendo in tutti i sensi e noi ringraziamo Dio per questa opera che Lui sta facendo in mezzo a noi, no? Stamattina è bellissimo vedere questa comunità, sembra un alveare, no? Che si sposta. Ok. Siccome questo pulpito qua mi sta dando qualche problema con la mia Bibbia che è molto pesante, allora cercherò di ripetere a memoria un testo che avevo pensato per voi, no? Per noi, per condividere, per aprire questo culto. Si trova in Romani capitolo 5, versetto da 1 a 3, dice così: giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche ottenuto mediante la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, ma rallegriamoci anche nelle afflizioni, sapendo che le afflizioni producono perseveranza, la perseveranza esperienza e l'esperienza speranza, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Chi ha vissuto questi anni nella nostra comunità sa per certo che sicuramente non è stato un cammino semplice, no? Ci sono state tante sfide, tante sofferenze, tante difficoltà, ma quello che io ho notato che nel corso del tempo è aumentato nella nostra Chiesa è stato questo senso di speranza, ossia è vero che noi stiamo passando difficoltà e sofferenze, ma Dio è con noi, lo Spirito Santo è dentro di noi e l'amore di Dio è stato sparso da Dio non attraverso le cose buone che ci capitano attorno, ma attraverso quello che Dio ha fatto dentro di noi. Io lodo Dio per questo percorso, no, che abbiamo fatto insieme, per tutto quello che abbiamo sperimentato nella presenza del nostro Dio. Abbiamo tanto da ringraziare, tanto da lodare il nostro Signore. Vorrei pregare insieme a voi per cominciare con questo spirito, no, di preghiera, di ringraziamento al nostro Dio. Chiudi i tuoi occhi e prega che il Signore possa veramente parlarci stamattina, come già cominciato, no, con questo bellissimo coro, con questo bellissimo inno che abbiamo fatto a lode e gloria del nostro Dio. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio e ti benedico perché, Signore, nella tua presenza ci sono gioie in abbondanza. Signore, abbiamo fatto un lungo cammino, un lungo percorso per arrivare fino qua. Oggi, Signore, noi stiamo raccogliendo frutti di fatica, di sofferenza, Signore, di dolore a volte molto forte, ma come ha detto anche l'Apostolo Paolo, è la grazia di Dio che c'è in noi, che ha faticato, è la grazia di Dio che ci ha portati qua, è la grazia di Dio che ci fa vedere il futuro con speranza e sapere, Signore, che lo Spirito di Dio è stato seminato dentro di noi e questo, Signore, nessuno ce lo può togliere. Grazie, Padre, perché questo è proprio la dimostrazione pratica e vera del tuo amore. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. 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 Non esiste un altro nome grande e potente come il nome del nostro Signore. Amen. Il nome sopra tutti i nomi è il nome di Gesù. Amen. Possiamo fare un applauso al Signore ringraziando a Gesù. Amen. Solo Lui è santo, santo, santo. Amen. Alleluia. Grazie, Signore, perché tu sei santo, grande, meraviglioso, forte. Gloria al tuo nome, Gesù. Cantiamo santo, 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 santo. Dio potente, Solo Lui, degno, degno di onore, degno di ogni
insieme, Esalta il Signore. contralto. Il suo nome Adesso, uomini, per tenore, insieme a me, loda, loda e esalta il Signore, loda il suo nome per soprano e basso, vai! Lotta e esalta il Signore, insieme Chiesa, alleluia, lotta, lotta, lotta al Signore, alleluia, lotta, lotta, il suo nome, solo la Chiesa, lotta, lotta, battiamo le mani, che bello il coro, alleluia, ultima volta, lotta in lona al Signore, lotta, 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 esalta il Signore, alleluia, il suo nome per sempre, alleluia, gloria al Signore, alleluia, alleluia, questo è il nostro Dio, nostro Signore, amen. In ogni tempo, in ogni giorno della nostra vita dobbiamo lodare al Signore, per sempre lodare, lodare e adorare al nostro Dio, amen? Amen, cantiamo, alleluia, grazie Signore, perché è una benedizione, è una gioia cantare a te Signore, nella tua casa, grazie Signore, alleluia. In ogni tempo io loderò il Signore, per sempre nelle mie labbra la tua lode. In ogni tempo io loderò il Signore,
che il Signore ha nel cuore l'amore verso la sua Chiesa. E il Signore ci ha incomodato questa mattina per venire qua a celebrare questi 22 anni. Oh, sono sparita, eccola. E quindi io mi emoziono perché sono stata qua dall'inizio. E quindi abbiamo vissuto tante cose, tanta acqua sotto il ponte, tante lotte, ma tante vittorie. E noi lodiamo il Signore per questo, perché come ha parlato il pastore, e mi sono sempre ricordata del versetto che dice: quando noi portiamo il seme piangendo, torniamo con i covi sorridendo e piena di gioia. Ed è questo che la nostra Chiesa sta facendo, tornando indietro, ridendo, sorridendo, felici, con i covoni grossi che non riesci neanche ad abbracciare. E noi, ce ne sono ancora lotte, ma noi siamo qui e il Signore è con noi per sempre. E questa canzone è una canzone che parla tanto al nostro cuore, parla al mio cuore. Il Signore ci ha regalato questa canzone, è una canzone della nostra Chiesa, è una canzone che dice che noi ci dobbiamo abbracciare, che noi dobbiamo essere insieme. Come la vite ci sono i frutti, e i frutti aggrappati alla vite, all'albero. Noi dobbiamo essere così. Lodiamo il nome del Signore. Adoro te, Signore. Spirito Santo, intercedi per noi e rivela il volere di Dio. Con sospiri ineffabili trabocca in noi, siamo un vaso in mano al vasaio. Vogliamo sentire la tua presenza, il tuo amore, testimoniare. Versa su di noi la tua unzione per sempre,
Signore userà le sue braccia per abbracciare te. E noi abbracciamoci in un solo corpo. Insieme cantiamo. Vieni, abbracciaci. Abbraccia quello che è di fianco. Un solo corpo. In un solo corpo lavaci, trasformaci, portaci alla vera adorazione. Alleluia. Cantiamo, vieni, Vieni, abbracciaci, legaci. legaci, in un solo corpo, lavaci, trasformaci, portaci alla vera adorazione. Alleluia tuo nome, Signore. Alleluia. Gloria a te, oh Padre, perché tu ci hai preso cura della tua Chiesa, hai preso cura delle nostre vite. Fin qui il Signore ci è stato accanto e io so che per sempre il Signore sarà accanto a noi. E io ho fiducia in te, oh Padre. Noi abbiamo cantato, lodato e celebrato il tuo nome, perché tu sei degno, tu meriti, Signore, ogni lode, ogni onore per tutto ciò che succede nelle nostre vite, nella vita della tua Chiesa, Signore. Noi celebriamo il tuo nome per questi 22 anni, noi celebriamo e onoriamo te, Signore, lodiamo te, perché solo a te va l'onore e la gloria per sempre. Amen e amen. Amen. Potete sedere. Prova, mi si sente? Buongiorno Chiesa, che pressione essere qua. Sono qua a parlare come monitore della scuola domenicale, perché oggi non è solo il compleanno della Chiesa, ma è anche un'altra occasione molto molto importante. Chiedo ad Alessandro in proiezione di mandare l'immagine dell'evento che sarà oggi, perché oggi è la festa di una categoria particolare di persone che sono numerose in questa stanza, ed è la festa del... un bel applauso a tutti i papà. E abbiamo in mente un programma speciale. Qua abbiamo dei bambini che io non vedo in giro per la stanza. Bimbi, scuola domenicale, sulle mani che non vi vedo. Siete piccoli, siete teneri, non vedo nulla. Spariti, sono di là, sono di là. Andatevi a chiamare, qualcuno vada veloci, che abbiamo un programma, abbiamo canzoni, abbiamo un video. Basta che qualcuno vada immantinente. E quindi oggi noi abbiamo pensato con i nostri bambini di fare qualcosa di speciale per questi papà. E quindi, in attesa che i bambini arrivino, intanto chiamo un papà qua, un papà a caso. Venga signor Rubens, venga lei. È il primo che ho beccato, maestro Rubini. Per cominciare, a te questo onore o voglio fare che la faccia per te? Fai per me, vai. Fai per me. Bene. Signore, noi siamo qui a ringraziarti per questi genitori. Signore, tu sei padre e ognuno di noi ha un padre. Signore, noi ti ringraziamo per queste figure nelle nostre vite che sono importanti, hanno un ruolo delicato, Signore, un ruolo molto importante, che, Signore, loro devono essere tuoi imitatori, devono essere i primi a portare la parola di Dio nella famiglia, ad istruire i figli attraverso l'esempio, attraverso l'insegnamento, Signore. E io ti prego che tu possa benedire e proteggere tutti i padri che sono in questa stanza, Signore. Guida tutti i papà che sono qua dentro, insieme con le loro mogli, che i loro figli siano benedetti dalla loro presenza, Signore,
che tu possa usarli come strumenti per benedire e far crescere queste piccole giovani vite che possano diventare dei tuoi fedeli servitori, Signore. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Bene, in attesa che tutto sia preparato, io devo rubare tempo, quindi ciao, come state? Buona domenica, è l'anniversario della Chiesa, molto bene, vedo che siamo quasi pronti. E allora, adesso io direi di iniziare con il programma. Aspetto un cenno dal capo dietro, inizio, aspetto. Buongiorno Chiesa, come state? Tutto bene? Oggi abbiamo un po' di cosine, per questo è stato un po' sofisticato da preparare il tutto. E adesso un bel applauso per i nostri bambini. Abbiamo sia Treviso che Conegliano, queste sono le nostre piccole benedizioni e noi abbiamo un programma speciale in cui loro saranno gli attori principali, quindi un bel conforto per loro, un bel applauso. Un secondo solo. Ciao, che belli che sono i nostri bambini. Quindi adesso faremo un canto. Alessandro, il primo video ti chiedo, perché ne abbiamo più di uno, un piccolo spoiler. Aspetta. Pausa. Ottimo. E quindi adesso io vi chiedo, ho sentito belle voci cantare prima, accompagnate i nostri fanciulli nel canto, loro hanno voci potenti, cercate di non coprirli, mi raccomando, e quindi cantiamo tutti insieme una canzone ai nostri papà. Avevo visto tutto pronto per il coro, ho sbagliato io. Prima c'è la scenetta, quindi il primo bambino, ok, torniamo dietro, ciao Chiesa, buongiorno, è l'anniversario della Chiesa, 22 anni. Allora, quindi partiamo con il programma fatto bene questa volta che io avevo mal interpretato. Chi in questa stanza crede ai supereroi? Chi ha, altra domanda, a chi piacciono i film della Marvel? Della DC, i film di supereroi che si picchiano contro mostri giganti. Molto bene, oggi abbiamo chiamato una troupe di esperti per dimostrarvi che i supereroi esistono. E io chiamo il number one, il nostro primo fanciullo, a chiamare una delle persone che ci dimostrerà l'esistenza dei supereroi. Avanti! Un applauso per i supereroi. Questo è un supereroe e rivelerò uno dei poteri che ha. Ha questo potere qui. Il nome di questo potere è carattere. Questo potere mostra tutta la sua onestà e dietro tutte le altre qualità che ha questo eroe. Un applauso. Molto bene, secondo giovane, il secondo papà. Il mio supereroe ha questo potere. Questo potere si chiama responsabilità. Questo potere è molto pesante, ma lui lo porta ogni giorno. L'effetto che ha questo potere è di non farmi mancare nulla, pensando sempre al mio benessere, a come offrirmi sempre il meglio. Giovanotto numero 3, filo, occhio al filo. Chi è il giovane numero 3? Chi è?
mio supereroe ha quest'arma, uno scudo. La usa di più quando è con me, infatti pensa sempre più a me che a se stesso. Questo scudo mi protegge da tanti pericoli. Questo eroe mi protegge, mi insegna a difendermi, ma poi se qualcuno parla male di me, dalla sua parte ho sicurezza totale. Qua ne abbiamo tantissime. No, bambini qua. 4. Chi è qua? Questo simbolo qui sul petto rappresenta la forza dell'amore quando mi corregge, con la sua voce profonda. Mi insegna anche con grande tenerezza. Mi dice sempre che la correzione è anche amore e che tutto quello che fa è per il mio bene. Adesso bambini, ho sbagliato io. Quest'arma qui si chiama forza inesauribile. Anche quando è stanca, dopo una giornata lunghissima, ha ancora la forza per giocare, ascoltarci e consigliarci. Adesso bambini numero 6, dove sono qua? Eccolo qua. Un applauso. Rossana, chi parla? Sì? Un bel mantello. Vai. L'arma che mostrerò è questo mantello che usa. Sì, con lui volo alto, racconto i miei sogni e lui mi fa sempre vedere che posso andare oltre ogni volta. Siamo. Venite qua. Quelli che hanno parlato avanti, vengano qua, forza, non abbiate paura. Oh, ma c'è un segreto che dobbiamo rivelare. Tutti questi supereroi sono alimentati da una batteria che deve essere ricaricata ogni giorno. E questa batteria è dentro di loro e ogni giorno la ricaricano, a risveglio e quando vanno a letto. Si caricano mentre leggono la Bibbia, dicono la loro preghiera, la loro meditazione e adorazione a Dio. E c'è di più, non sono sempre stati dei supereroi. Tutto è iniziato dal giorno in cui hanno ricevuto una missione. La missione di essere padre. Papà, anche se sei il mio supereroe, so che anche tu sei un essere umano come me. E anche tu hai i tuoi dolori e limiti, ma sappi che, seguendo il tuo esempio, Ti dico che puoi sempre contare su di noi. E nelle mie preghiere chiedo a Dio che quando sei senza forze ti sostenga. E aumenti ogni giorno di più le tue giornate. Qui con noi. Cosa ne sarebbe di noi senza di te? Tanto mio supereroe, mio padre. Adesso, buon 22esimo anniversario, il primo video perché abbiamo preparato una canzone
che questi ragazzi intoneranno perfettamente, sono sicuro, e noi canteremo insieme a loro. Il video vi accompagnerà con le parole, loro ce le hanno qua davanti, quindi appena è tutto pronto, ragazzi carichi e pronti a cantare, occhi sulle battute, ci siamo, abbiamo il video pronto? Non ancora, problemi tecnici, il primo video, quello blu. Pronti? Pronti? Ok. Adesso microfoni, 3, 2, 1. Sono stati bravi. Bene, e adesso abbiamo una lettera aperta a tutti i papà. I papà possono mettersi comodi, seduti, i nostri supereroi vanno a sedersi. Un bel applauso ai supereroi. Ah, seduti qua. Bambini seduti qua. E i genitori con loro, i papà con loro, abbiamo mandato, sono svarionato. E abbiamo un giovane a caso, scelto completamente casualmente, che leggerà una lettera aperta da un figlio a un papà. E mentre lui leggerà questa lettera, sarà mostrato qualcosa a voi, video numero 2, non farlo partire subito, perfetto. Ah, giusto, i papà devono vedere il video. Quindi mettetevi comodi dove riuscite a vederlo bene, giratevi, perfetto. E quindi Gabriele, io ti lascio la parola e vai. Papà, oggi mi sono preso la giornata per riflettere. In ogni momento della mia vita eri presente. In quelli belli vibravi con me, in quelli brutti mi incoraggiavi. Ricordo le tante volte che hai fatto la mia volontà, che hai fatto uno sforzo per darmi sempre il meglio.
Non è stata fortuna che sono nato in una buona famiglia. Non è stato un caso che Dio ti abbia scelto per essere mio padre. Sì, non tutto è rose e fiori. Non tutti i momenti sono stati belli, magici, felici. Ma siamo passati. Abbiamo vinto. Combattiamo insieme, papà. Ci sono sempre stato per te. Ci sarò sempre. È un onore chiamarti così, padre. Sei stato tu a insegnarmi la differenza tra giusto e sbagliato, come devo trattare le persone e come le cose belle accadono a chi ha un buon cuore. Papà, so che il tuo sogno è vedere tutti i miei realizzati, ma voglio che tu sappia che il mio sogno più grande è averti al mio fianco quando realizzo ciascuno di loro. Ti ringrazio, grazie sì, per tutto quello che hai fatto per me, per l'amore che mi dai. Ti vedo come un padre, un amico, un'ispirazione. Padre, non sarai mai perfetto, non lo sarai in tutti i momenti della mia vita che saprai di fatto cosa è meglio per me. E sì, ti sentirai indebitato, non sempre saprai cosa dirmi di fronte ai miei problemi. Ma papà, non hai bisogno di essere sempre forte, rimani sempre in Dio ed Egli ti sosterrà. Allora ho chiesto al Padre dei Padri cosa dovevo dirti e lui mi ha detto: sforzati senza sosta per essere l'uomo e il padre che ha sognato per te, e poi continuerà a manifestare il suo amore attraverso la tua vita. Cerca il Padre, corri tra le sue braccia quando ne hai bisogno, vivi in ogni istante la più bella dimostrazione dell'amore che esista, la paternità di Dio. Tutte le precauzioni, i sacrifici che hai dovuto fare per me e tutti gli errori e i successi di qualcuno che è tutt'altro che perfetto. E quando penso alla sensazione che voglio che mio figlio o mia figlia provino quando pensano a me, come a un padre, so che è molto simile a quello che ho quando penso a te. Ti amo, papà. Perfetto, accomodati Gabri. Adesso abbiamo un'ultima cosa del programma dei bambini di questa mattina, un video che vi faremo vedere, video numero 3, con l'audio, che sia tutto bene. E quindi io adesso vi auguro buona visione, noi ci accomodiamo qua e lo guardiamo, poi i vostri bambini vi saluteranno e andranno a fare il loro programma e continuerà il culto normalmente. Siamo pronti con il video? Aspetta, sì? Molto bene. In qualità di agente di polizia, ho conosciuto in prima persona il profondo dolore e la devastazione che l'assenza di un padre causa nella vita di un figlio. Le nostre prigioni sono piene di persone la cui vita è andata a rotoli dopo essere state abbandonate dai loro padri, feriti da coloro che avrebbero dovuto amarli di più. Molti di questi figli ricalcano gli stessi percorsi irresponsabili che hanno avuto i loro padri. Molte madri si sono sacrificate per crescere i loro figli, anche se non avrebbero mai voluto affrontare tutto da sole. Ringraziamo Dio per loro, ma le ricerche confermano che un bambino ha un enorme bisogno anche di suo padre. Non ci sono dubbi su questo fatto. Come sapete, all'inizio di quest'anno, noi abbiamo vissuto la tragica perdita della nostra figlioletta di 9 anni, Emily. La sua morte mi ha aiutato a realizzare non solo di non aver goduto appieno del preziosissimo tempo trascorso con lei, ma mi ha fatto anche capire quanto fosse cruciale il mio ruolo di padre per lei e per mio figlio Dylan. Da quando ci ha lasciato ho chiesto a Dio di mostrarmi attraverso la sua parola come si fa a diventare davvero un buon padre. Adesso sono convinto che Dio desideri che ogni padre abbia il coraggio di andare avanti, qualsiasi cosa accada, e che sia coinvolto nelle vite dei propri figli. Non si tratta solo di essere presente o di provvedere a loro. Deve camminare al loro fianco nel corso dell'adolescenza ed essere la rappresentazione visiva dell'esistenza di Dio. Un padre dovrebbe amare i suoi figli e cercare di conquistare i loro cuori. Dovrebbe proteggerli, educarli e far conoscere loro Dio. Dovrebbe essere un modello di integrità e di rispetto verso gli altri. E dovrebbe far sì che i suoi figli diventino uomini e donne responsabili, che vivono le loro vite per ciò che conta nell'eternità. Qualcuno potrà deridermi ora o ignorarmi, ma vi assicuro che come padri siete giudicabili da Dio per il ruolo influente che vi ha conferito.
Non potete rimanere con le mani in mano per poi svegliarvi un giorno e rendervi conto che il lavoro o i vostri hobby non hanno un valore eterno, mentre le anime dei vostri figli sì. Alcuni concordano con quanto ho detto, ma non si decidono a metterlo in pratica. Al contrario, continuano a vivere per se stessi, sprecando l'opportunità di lasciare una valida eredità alle future generazioni. Ma ci sono anche uomini che, incuranti degli errori commessi in passato, incuranti di quello che i loro padri non hanno fatto per loro, offriranno la forza delle loro braccia e il resto dei loro giorni per amare Dio con tutto il cuore, insegnando ai loro figli a fare lo stesso. E se e quando sarà possibile, ameranno e seguiranno altri ragazzi che non hanno avuto un padre nella vita, ma che hanno disperatamente bisogno di un aiuto e di una guida. Oggi siamo qui per invitare ogni uomo dal cuore volenteroso e coraggioso a unirsi a noi in questo decalogo. A casa mia questa decisione è già stata presa. Non dovrete chiedervi chi guiderà la mia famiglia, perché per grazia di Dio lo farò io. Non dovrete chiedervi chi insegnerà a mio figlio a seguire Dio, perché lo farò io. Chi si prenderà la responsabilità di provvedere alla mia famiglia e di proteggerla? Lo farò io. Chi chiederà a Dio di spezzare la catena delle cattive strade nel cammino della mia famiglia? Lo farò io. Chi dovrà pregare e benedire i miei figli perché seguano devotamente la chiamata di Dio? Io sono il Padre. Lo farò io. Accetto questa responsabilità ed è un onore per me accoglierla. Quello che voglio è il benestare di Dio e la sua benedizione sulla mia casa, così come ogni buon cristiano. Perciò dove siete, uomini di coraggio? Dove sono i padri che sentono Dio? È tempo di alzarsi in piedi e rispondere alla chiamata che vi arriva da Dio e di dire: lo farò io, lo farò io, lo farò io. Molto bene, adesso bimbi radunatevi che facciamo una bella preghiera collettiva per voi e giustamente chiamo un papà, organizzatevi tra gentiluomini tra di voi su chi mandare, un papà che venga a pregare per tutti questi bambini, per questi meravigliosi papà che abbiamo. Non siate timidi, i vostri figli hanno diritto di esserlo, voi no. Un babbo. Non è una democrazia, oh. Preghiamo. Signore, noi ti lodiamo per questa opportunità di riunirci, di celebrare questi uomini che sono stati scelti da te, nominati padri, Signore. Noi ti ringraziamo per questo privilegio di essere chiamati, di avere questa responsabilità di guidare la nostra famiglia e essere un esempio per loro. Chiediamo il tuo aiuto, perché da soli non ce la facciamo, ma con il tuo aiuto, con la tua grazia, con il tuo, veramente con la tua presenza, ce la faremo. Nel nome santo di Gesù, chiediamo una benedizione speciale ai nostri figli, ai genitori e a tutte le famiglie qui presenti questa mattina. Che la tua grazia sia manifesta, che la tua potenza sia manifesta, che il tuo amore sia manifesto in ogni famiglia qui ripresentata stamattina. Nel nome santo di Gesù ti lodiamo, ti ringraziamo per tutto. Nel nome santo di Gesù noi preghiamo. Amen e amen. Bene, adesso procede la programmazione del culto. Pastore? Caio? Il grande ritorno, finalmente tra noi. Quindi invito i bambini a seguire Cecilia, che abbiamo un programma meraviglioso per voi, i babbi con i vostri bellissimi superpoteri ad accomodarvi e il grande ritornato alla predica. No, ce l'ho qua. Ok.
Ok, grazie. Com'è bello ritornare e vedere tanta festa, tanta gioia. Vieni qua davanti. Mi hanno consegnato anche un occhiali, che bello. Ok, non è mio. Anche un tablet, ok. Questo è di Rubens, io penso, no? Potete consegnare a lui. Ho visto che nell'offerta della chiesa c'era un telefonino, che bello. Quanto è bello stare insieme qua di nuovo. Eu sempre dico che sono 2 giorni bellissimi in un viaggio, il giorno della partenza e il giorno del ritorno, no? E stare insieme con la chiesa qua e vedere la chiesa. Questa è la nostra chiesa. Se tu non conosci la chiesa Battista Agape, è proprio questa, no? È come Emanuele stava dicendo, buongiorno chiesa. E quando c'è questo imprevisto, tutte le situazioni che non stanno funzionando come era il nostro pensiero, ma questa è la nostra chiesa. Chiesa che esiste da 22 anni, onde esiste um grupo de 19 persone che hanno avuto coraggio di affrontare questa nuova storia e questa chiesa che cresce, che si moltiplica. E quanto è bello vedere che questa chiesa já è sparsa hoje per tutto il Veneto, e questo è un regalo che Dio ci ha donato e che noi possiamo ringraziare a Dio. E hoje è un culto di ringraziamento, è un culto di essere grati. E quando questo gruppo di 19 persone vedono hoje qua, questo gruppo immenso qua, che non c'è più spazio, e sappiamo che c'è Belluno Conegliano, c'è Padova, abbiamo aperto anche a Verona, abbiamo aperto anche a Mantova, ossia una chiesa che si è sparsa e che deve continuare. Stiamo sognando andare di più. La chiesa non può fermarsi mai. Quando la chiesa si ferma, morte, ok? Io ia inserire una barra qua dentro. Ma la chiesa è viva, è questa allegria. E quando comincio a pensare nella chiesa, comincio a pensare nella chiesa di Ati, in Corinto, la chiesa di Éfeso, eu comincio a pensare come era quella chiesa. Eu penso que c'era tante cose diverse che noi dobbiamo assorbire e riconoscere e vivere questa informalità come popolo di Dio. Amém? Papà, auguri, quanto è bello. Oggi, per favore, tutti i papà possono prendere i vostri figli e fare una passeggiata, e fare una camminata in un parco, in montagna, andare in spiaggia. Ma quanto è bello fare questo regalo con i vostri figli. Ok? Amém, papà? No, è solo amém del papà, non della mamma. Ok, leggiamo Atti capitolo 4, 27 a 31. Di solito io predico dalle 11 al mezzogiorno. Mi hanno dato la parola alle 11:28, finirò al mezzogiorno. Atti 4, 27 a 31. Proprio in quella città contro il suo servo servitore Gesù che tu hai unto, si sono radunati Erode e Ponzio Pilato insieme con le nazioni e con tutto il popolo di Israele per fare tutte le cose che la volontà e il suo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. Adesso la Chiesa sta qua in preghiera, la Chiesa sta qua in un grido, la Chiesa sta manifestando qua il senso di essere popolo di Dio. Adesso, Signore, considera le loro minacce e concede ai tuoi servi di... La Chiesa stava vivendo la persecuzione. Ma che cosa chiede la gente qua? Il Signore, che tu ci allontani dalla persecuzione, di tutto questo male. È questo? No. Adesso, Signore, considera le loro minacce e concede ai tuoi servi di annunciare la tua parola in tutta franchezza, coraggio, estendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante o nome del tuo santo servitore Gesù. Dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano riuniti tremò e tutti furono riempiti dello... Alleluia, Chiesa! E tutti furono riempiti dello Spirito Santo e annunciavano la parola di Dio con franchezza, con coraggio. La nostra Chiesa c'è una bella storia. Io sempre condivido questo, quanto è bello vedere i problemi e le difficoltà, ma la storia di questa Chiesa, e questa Chiesa che è cresciuta, e questo è il bello della Chiesa. Tante volte noi pensiamo, iniziare una Chiesa è una cosa semplice. Iniziare una cosa è semplice. Ma mantenere una chiesa è l'altra storia. E la storia di una chiesa non è una cosa semplice, liscia, che tutto funziona bene. No, le difficoltà ci sono. E quando io comincio a pensare, qua siamo tante famiglie, non lo so quante famiglie siamo oggi questa mattina, se dentro della mia famiglia tante volte ho un problema con un fratello, con una sorella, con i genitori, con un figlio, puoi immaginare il problema che possiamo avere tra di noi?
E quante situazioni possiamo avere tra di noi? Perciò o quanto è bello sapere che questa diversità ci unisce un solo corpo e la presenza dello Spirito Santo che ti fa ragionare con la mentalità di Dio e è in questo modo che io possa camminare con il Signore. Perciò la Chiesa è affrontare una mentalità del mondo che già è distrutta e che la Chiesa deve entrare e affrontare questa mentalità con la presenza di Dio e guarire e trasformare la gente. Quando le persone dicono, pastore Caio, ma nella Chiesa ci sono tante situazioni difficili. Sì, leggi la Bibbia. E quando comincio a leggere la Bibbia, comincio a vedere dei personaggi qua che, per favore, chi si ricorda di Anania e Safira? Erano due? Una coppia dei bugiardi. Chi si ricorda di Evodia e Sintiche? Erano due donne della Chiesa che stavano sempre litigando tra di loro. Chi si ricorda di Giuda? Que ha tradito Jesus, estava caminhando com Jesus. Pietro, que abandona Jesus. Que se recorda de Alessandro e o Ramaio. Lui era uma oposição a... Ricordate que a escola bíblica dominical era uma oposição a Paulo. Que se recorda de Diótrefe? Lui impediva Giovanni di entrare nella Chiesa e lui usava delle parole maligne contra la Chiesa e contra Giovanni. È questo che dice la parola di Dio. Ossia, dentro della Chiesa c'erano delle persone che erano molto... Buongiorno, tutto bene? Erano persone molto difficili. E questa è la Chiesa. E tante volte le persone dicono, pastore, ma quella persona dentro della Chiesa? Sì. C'era Diótrefe, c'era Sintiche, c'erano queste persone che erano difficili, erano dentro della Chiesa. Ma allo stesso tempo che io leggo, io comincio a vedere c'era Trifena e Trifosa, forse erano sorelle, non lo so, ma queste due persone, la parola dice che loro si affaticavano nel servire il Signore. C'era Priscilla e Aquila, loro erano pronti a morire per la opera del Signore. C'era Gaio, che lui prendeva cura della Chiesa di Dio. C'era Timóteo, que era um grande colaboratore. C'era Apele, um nome que tante volte nós não pensamos que existe. C'era Apele, que dava uma testemunhança profunda da fé de Cristo. E c'era tante altre persone meravigliose. E se a Chiesa di Dio hoje qua a Treviso, qua a Chiesa Battista Agape, a Belluno, a Conegliano, a Padova, è arrivata perché c'era un gruppo di persone che si è affaticato. Eu sono arrivato mercoledì e giovedì ero qua, venerdì ero qua, ieri ero qua, oggi sono qua. E ho visto qua tanta gente giovedì, ho visto tanta gente venerdì, ho visto ieri tantissima gente. Io vedo la Chiesa oggi qua viva. Io vedevo delle persone che sono arrivate qua un mattino e sono uscite di qua da questa Chiesa la sera, si affaticano per la opera del Signore che tu non vedi. E quanto è prezioso vedere tanta pelle che noi abbiamo, quante Priscilla e Aquila che abbiamo dentro di questa Chiesa, quante persone che si sacrificano per questa Chiesa. Questa mattina una persona mi chiama e mi dice, pastore Caio, mi hanno detto che nella Chiesa oggi le sedi non stanno bene sistemate, la Chiesa è molto sporca. E ho detto soltanto una cosa dentro del mio cuore, alleluia. Perché ieri c'era movimento nella Chiesa, c'era gente che ha lasciato tanta immondizia dentro della Chiesa. E tu cominci a dire, pastore, deve essere organizzata, tutto pronto, sistemato. D'accordo, ma io non posso trascurare che qua c'era un gruppo di adolescenti, di giovani, che hanno lasciato una traccia qua molto grande di immondizia. Alleluia! Ma dovete pulire dopo, ok ragazzi? Okay? Ma è bello, questa è la Chiesa viva di Dio. E che la Chiesa Battista Agape possa continuare con questa mentalità a dare valore alle persone. Sono le persone che sono importanti, non è la struttura, non è l'organizzazione. Abbiamo bisogno di struttura, di organizzazione, sì, ma sono le persone. Così ogni persona deve sentirsi amata come è, deve sentirsi preziosa come è, deve sentirsi abbracciata come è. Io devo sapere che le persone sono importanti. Perciò che la Chiesa sempre non è vista bene dal mondo perché ha una mentalità diversa e la gente del mondo non riesce a amare la mentalità che esiste in mezzo al popolo di Dio. Perché in mezzo al popolo di Dio sono un servo.
E o mundo pensa, come che io posso servire una persona come quella? E nella chiesa io comincio a lavare i piedi di quella persona che sono difficili. E amare diverso. O bello della nostra chiesa non abbiamo più di 20 etnie qua. O bello della nostra chiesa è che abbiamo una diversità grandissima. È questa la chiesa. È qua che io devo perdonare. E la battuta che io sempre dico, io soltanto perdono una persona quando quella persona... Siete dimenticato, devo ribadire. Quando sbaglia contro di me. Se não sbaglia, como eu posso perdonare? É impossível. Se sbaglia, é um privilégio. Adesso eu manifesto perdono. Uau! E o mundo não capisce questo. E la Chiesa deve vivere questo. È qua che io imparo questo, perché Cristo mi ha perdonato in tutti i miei sbagli. È qua che io devo morire per l'altra persona. Ah, pastor, mas eu não conosco tanto. Comincia a dare la tua vita per questa persona. Comincia a fare un sacrificio. Tu sai che tuo fratello sta senza lavoro. Tu sai che quella famiglia sta passando una necessità. Vai in quella famiglia, prega, stia insieme. È qua che è la Chiesa. Perciò che nella Chiesa sarà sempre perseguitata. E è interessante quando io vedo Cristo Gesù è stato perseguitato dalla sua propria famiglia, è stato perseguitato dalla società, è stato perseguitato dai religiosi, è stato perseguitato dai suoi propri amici. E la Chiesa è perseguitata dalla stessa Chiesa, è perseguitata dalla famiglia, è perseguitata dagli amici, è perseguitata da una politica, di società. È questa la Chiesa. Io non posso trascurare questa visione, è questa la Chiesa. Perciò che la Chiesa deve essere rilevante nei tempi che sono difficili. E quanto più difficile o tempo, è lì il tempo più prezioso. La persecuzione, io devo dire, alleluia, e che venga di più. La Chiesa cresce in mezzo alle difficoltà. La Chiesa cresce in mezzo alle persecuzioni. La Chiesa non cresce quando tutto va bene. Se tu stai aspettando perché la Chiesa deve stare tutto bene, comincia a dire, Dio mi porta in cielo subito. Perché la Chiesa non andrà tutto bene mai. Comincia a vedere la storia di Iraq, di Siria, di Cina, dove la Chiesa è perseguitata e sta crescendo tantissimo. Comincia a vedere la storia, perciò la nostra storia è vedere che questa persecuzione porterà la Chiesa a crescere di più. Perciò nella storia di questa Chiesa è cresciuta in mezzo alle difficoltà. Passa una tempesta, viene la bonaccia e dopo che cosa avviene? L'altra tempesta. Qualche mese fa o Rubens mi ha chiamato, no? Circa 4-5 mesi, Rubens mi ha chiamato, pastore, cai un'altra tempesta. Un'altra tempesta. Come sta la Chiesa oggi? La Chiesa è finita? No. E verranno le altre tempeste. Ma quelli che sono perseveranti, quelli che sono costanti, questi vedranno la gloria del Signore in mezzo alla tempesta. La tempesta fa bene. Momenti facili creano un Isacco che ha distrutto la sua propria famiglia. Momenti difficili creano un Giuseppe che è stato uno degli uomini più importanti della storia. Momenti facili creano la pigrizia in mezzo alla Chiesa. Momenti difficili creano la creatività e la dimostrazione pubblica di una costanza e di una fede nel Signore. Quando tutto va bene, noi stiamo creando una generazione pigra. Quando tutto è difficile, noi stiamo creando una generazione che comincia a combattere. Perciò quanto è importante avere momenti difficili, a creare dei figli, dei giovani adolescenti pronti al combattimento, a sopportare e a resistere. Perciò è lì che manifesta la grinta, il coraggio, la perseveranza, la costanza. È lì che si vede la Chiesa di Dio, è lì che si vede dove c'è un entusiasmo in continuare a servire a Dio. Poi non potete immaginare la mia gioia che ritornerò a casa questo pomeriggio. Vedere questo culto, dopo essere assente per quasi 2 mesi, e vedere la Chiesa così come sta. Gloria al nostro Dio. Io sono grato a quello che Dio fa. Sto sognando per andare a Conegliano perché ancora non conosco quella sala. Gloria al nostro Dio per questa nuova sala Conegliano. Adesso stavo parlando con Joetson. Pastori, sono delle belle cose a Belluno in questo periodo. Alleluia. Andiamo a vedere. E è questa Chiesa. Noi dobbiamo avere il coraggio che nei momenti difficili noi dobbiamo resistere, avere la costanza in quel momento.
È la Chiesa che deve sentire la tribolazione e continuare a essere perseverante e deve manifestare dove è la sua fede. La mia fede è in Dio. È Dio che creò, è Dio che esiste, è Dio che fa la sua Chiesa. È Dio, è lì che io sono coinvolto. Perciò in questo momento difficile crea un coraggio. E quando ho letto questo testo di Atti, e è qua che io devo trattenermi in 3 punti. Questa è stata solo l'introduzione. Ok? Così io devo trattenermi in 3 punti importanti di questa storia qua nella chiesa di Atti, perché là a Gerusalemme loro stavano soffrendo la persecuzione. E che cosa fece la chiesa con la persecuzione? Primo punto, loro hanno pregato, preghiera. E dopo che ebbero pregato, che cosa è successo in quel luogo? Tremò. Potete immaginare qua, un venerdì sera, un giovedì, stiamo pregando, e il luogo dove stiamo comincia a tremare. Noi stiamo pregando, lodando il Signore, e qua comincia a tremare. E quel luogo tremò con la presenza di Dio. La Chiesa deve stare dentro della vera identità del Signore. Deve pregare perché la Chiesa dipende del Signore. La Chiesa non dipende di Pastore Sandro, non dipende di Pastore Caio, non dipende di Rubens con la lode e con la musica. La Chiesa non dipende di te. La Chiesa dipende di Dio. Io sempre dico, io parlo questo con cuore, quando sono in Brasile e quando ascolto che la Chiesa sta camminando bene, voi non potete immaginare la mia gioia, perché senza di me la Chiesa continua a essere più fortificata ancora, perché la Chiesa è del Signore e il Signore fa quello che vuole. Perciò nel momento di una situazione difficile io devo entrare nella presenza del Signore e pregare e dire: Signore, rivelati, Signore, che io possa capire questo momento. La tribolazione e la persecuzione stanno arrivando, ma io non posso perdere questa gioia di continuare a predicare la parola. Perciò, Signore, sto pregando per questo. La preghiera è fondamentale per continuare nei momenti difficili. Qua entra questo principio di vedere Dio sopra di me. È Dio, non sei tu. Tu sei soltanto un strumento di Dio. E Dio vuole usare la tua vita come Lui vuole, non come tu stai pianificando. Tante volte noi facciamo un progetto, un piano, e Dio va là e cambia tutto. Già è successo questo con te? E dopo tu percepisci, meno male, grazie a Dio. E è Lui che fa questo. È questo principio di vedere Dio sopra di me, è il principio di vedere che la parola è più alta che i miei valori, i miei concetti. È qui che entra la priorità di vita, perciò che la preghiera è fondamentale e importante. Oggi è il giorno del... Una domanda adesso a tutti i papà. Le mamme, potete chiudere i vostri orecchi adesso? Adesso loro saranno, pastore, io non chiudo, che cosa dirà per il mio marito qua adesso? Papà, tu stai pregando con i tuoi figli tutti i giorni? Tutti i giorni con, non è per. Avete capito la differenza? Sono brasiliano, non sono italiano, ma io penso che la differenza di per e con è molto grande, no? State pregando con i tuoi figli tutti i giorni? Se tu non stai facendo questo, posso dirti una parola? Vergognati. È una parola forte. Ma come abbiamo sentito qua, la responsabilità della mia casa appartiene a me come papà. Facciamo un patto oggi. Se o papà non pregare con i vostri figli, la mamma deve chiamarmi, ok? Pastore Caio, mio marito non ha pregato con il figlio, ok? Ok, va bene, faccio una chiamata adesso a lui. Solo mi sta dando disturbo questo... È qua? Vediamo, grazie. Apocalisse 2:3, ritornando alla parola. Un principio di vedere Dio. Che cosa dice Apocalisse 2:3? Sarebbe dato piccolo là. A chi vince, persevera nelle mie opere sino alla fine. È lì che viene la vittoria. A chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine. La Chiesa è quella che vince e persevera. La costanza. La preghiera mi fa ritornare a quello che Dio desidera di me per combattere.
quando estou perdendo l'entusiasmo nell'opera do Signore, quando estou cercando di abbandonare il servizio, Signore, io devo entrare in preghiera. Per essere riempito desta grazia della potenza dello Spirito Santo e ritornare a vedere le mie priorità. Perciò la mia preghiera mi fa ritornare ai piedi della croce. La mia preghiera mi fa ritornare al principio del Signore. La mia preghiera mi fa ritornare a quello che Dio sogna di me. Ebrei 10, 35 a 39, ho letto questo brano che una sorella della Chiesa ha inviato questa settimana. Io ho detto, è dentro di questo messaggio. Non abbandonate la vostra franchezza che ha una grande ricompensa. Infatti avete bisogno di costanza, affinché fatta la volontà di Dio, esatto, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che è stato promesso. Perché? Ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà, ma il mio giusto per fede vivrà, e se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. La Chiesa è costanza, non si abbandona, non lascia, non si torna indietro. La Chiesa è continuare a servire con fatica, con sofferenza e dolori, e è in questo modo che io vedrò la gloria del Signore e le manifestazioni del Signore. È in questo modo che la mia famiglia crescerà e imparerà il senso di un sacrificio verso il Signore. Quando mi manca la visione dell'opera del Signore, la preghiera. Quando mi manca l'entusiasmo del Signore, la preghiera. Quando mi manca le nuove esperienze con il Signore, la preghiera. La Chiesa che vive in preghiera vedrà le grandi cose del Signore. Amen? Papà, cominciate a pregare con i vostri figli e con la Chiesa. Venerdì alle ore 19:30. Secondo punto importante che c'è in questa storia qua, loro hanno pregato, il luogo tremò, e che cosa dice dopo? E tutti furono riempiti dello Spirito Santo. Wow! Difficoltà, problemi, tribolazioni, persecuzioni. La Chiesa va, prega al Signore, il luogo trema e tutti sono riempiti dello Spirito Santo di Dio. Efesini 5 dice così: non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito, parlandovi con salmi, inni, cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore il Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, sottomettendovi l'uno agli altri nel timore del Signore. Qui è il marchio del cristiano. Il cristiano è guidato dallo Spirito Santo. O cristiano è pieno dello Spirito Santo. O cristiano manifesta il frutto dello Spirito Santo. O cristiano vive la presenza dello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che controlla la vita del cristiano. Tante volte nella nostra prepotenza umana noi vogliamo controllare e comandare lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo che controlla, guida e comanda la nostra storia. È lo Spirito Santo che deve condurre la mia vita. È lo Spirito Santo che deve comandare la mia vita. E quando eu sono pieno dello Spirito Santo, io canto, io lodo. Quando eu sono pieno dello Spirito Santo, io offro ao Signore. Quando eu sono pieno dello Spirito Santo, la mia bocca c'è entusiasmo del Signore. Io manifesto la persona del Signore. La tua vita è piena dello Spirito Santo o c'è quello combattimento della carne? C'è un combattimento, ma non posso dare spazio alla carne. Lo Spirito Santo ha messo gli apostoli per tutto il mondo. Lo Spirito Santo ha messo la gente per tutto il mondo. Lo Spirito Santo vuole mettere questa chiesa dappertutto. È lo Spirito Santo che vuole prendere ogni membro di questa chiesa, ogni persona di questa chiesa e portare dappertutto. È lo Spirito Santo che vuole fare una opera nella tua vida in modo personale, ma come noi, come chiesa. Na minha carne e o meu inimigo dicono sempre: mi sento stanco. Tu já se sentito stanco nella opera di Dio o no? Solo io? Sincerità qua, potete alzare le vostre mani. Già sei sentito stanco? Io so. E questa è la carne. Qualche volta já hai detto: io lascio l'opera di Dio perché nessuno mi valorizza. Tu já hai detto questo? Alzate le vostre mani, per favore. Qualche volta tu já hai detto: io lascio la chiesa perché per me non va bene certe cose. È carne. È carne. È diavolo. Nessuno mi segue.
penso che non sono importante nella chiesa. Poverino, ok. Non sto portando nessun frutto. Já hai sentito questo? È carne. Quando c'è la presenza dello Spirito Santo, c'è la fede, c'è la perseveranza, c'è la costanza, c'è non tornare indietro, c'è la santità, c'è il servire, c'è prendere cura uno degli altri, c'è offrire la propria vita, c'è l'amore, c'è la pace, c'è la gioia, c'è la bontà, c'è la benignità, c'è l'autocontrollo, c'è la pazienza, c'è tutto questo è frutto dello Spirito. Perciò che la Bibbia dice camminare nello Spirito. Perciò quella chiesa in mezzo alle difficoltà comincia a pregare e comincia a sentire la presenza dello Spirito, comincia a camminare nello Spirito e adesso comincia a vivere una esperienza soprannaturale di Dio, perché la presenza dello Spirito Santo, e lo Spirito Santo è 3 parole, 3 lettere. È Dio in mezzo a noi, dentro di noi, con noi, è la presenza di Dio. Perciò deve essere pieno do Spirito per vivere questa esperienza con il Signore. Io devo contagiare le altre con la mia vita di animo nello Spirito Santo di Dio. Quando la mia vita è piena dello Spirito Santo, c'è nella mia vita sorriso. Quando la mia vita è piena di carne, c'è nella mia vita muso. Tristezza. Tu riesci a vedere un cristiano vivendo nel Signore quando lui sta sempre con sorriso, nonostante le circostanze difficili, ma quando è completamente pieno dello Spirito Santo, lui vive questa potenza di vita in Dio. E che questa chiesa sia così. Amen. Amen, chiesa. E l'ultima parte di questo brano che cosa dice? Loro sono andati in preghiera, o luogo tremò, volevano essere riempiti, sono stati riempiti dello Spirito Santo. E che cosa fecero loro dopo? Ripete nuovamente. Annunziavano la parola del Signore, predicavano la parola del Signore. La Chiesa sarà viva mentre sta predicando la parola di Dio. Caio sarà vivo mentre sta predicando la parola di Dio. Io só posso continuare vivo spiritualmente quando estou predicando la parola di Dio. Purtroppo oggi tante chiese stanno vivendo nella storia del passato, sono chiuse le porte perché invece di predicare la parola di Dio stanno predicando l'altra cosa che non è la parola di Dio. E quando stiamo predicando la parola di Dio, la porta sarà sempre aperta perché la gente ha fame di Dio. Loro stavano annunziando la parola, perciò la morte spirituale di un cristiano è quando non predica la parola. La morte spirituale di una chiesa è quando non predica la parola. Predicare la parola significa che io sto vivo con il Signore e manifestando la grandezza del Signore. La chiesa morirà quando lascerà di predicare la parola e quando non vorrà aprire gli altri luoghi e gli altri posti. Stiamo sognando con Trieste. Può darsi che tra un anno, 5 anni, non lo so quando, possiamo aprire una nuova chiesa a Trieste. Perché la chiesa deve continuare viva, andare oltre, a uscire di questa bellezza di un culto come oggi, ma è molto confortevole. Io devo andare a combattere, a crescita da chiesa e uscire dove siamo e predicare la parola. Noi viviamo oggi una teologia molto pericolosa nel mondo. Le ideologie stanno entrando nella Chiesa e la gente sta sendo acquistata con una inclusione sociale. La parola non parla di questo. La parola parla di ravvedimento. La Chiesa è aperta per tutto, ma non per una inclusione. È aperta per tutto per portare la gente a un ravvedimento, per una trasformazione di vita. È la Chiesa che porta la gente a un cambiamento. Nós não possiamo discriminar, e nós não estamos discriminando a nessuno. La teologia bíblica è predicare la parola, portare ogni persona a una trasformazione di ravvedimento. Peccato è peccato e la gente deve ravvedersi dei suoi peccati e vivere una trasformazione in libertà di vita in Cristo Gesù.
ideologia humana não possa penetrar la Chiesa e não possam essere o centro di una Chiesa. È la teologia biblica, la parola del Signore. È questa parola che cambia e trasforma ogni persona. E è questa parola che deve continuare a essere predicata ovunque sia. La Chiesa è per tutti, ma con ravvedimento. Io sono entrato nella Chiesa di Dio il 25 di aprile del 1981. Gran parte di voi non eravate neanche nati. Tranne Furio, no, Furio già era nato. Ossia, neanche tu eri nato. Ossia, mi sono convertito il 25 di aprile 81, ho scoperto dopo che era il giorno della liberazione d'Italia. È stata la mia liberazione, ma è stato il ravvedimento che mi ha portato a vivere questa nuova vita in Cristo Gesù. E se tu sei un convertito, che tu sei qua, è il ravvedimento che ti ha portato a vivere e a gustare questa presenza dello Spirito Santo. È la trasformazione di Dio. Perciò che la Chiesa non è un club, non è un ghetto sociale. La Chiesa è un gruppo di persone trasformate dallo Spirito Santo di Dio. E è questo gruppo di persone trasformate dallo Spirito Santo che va a predicare il Vangelo. Noi siamo una Chiesa di Dio. Siamo diversi, perciò noi stiamo qua per combattere con coraggio e affrontare tante situazioni del nemico, ma con vittoria è la promessa di Dio. Chiesa, preghiera, piena dello Spirito Santo e proclamando la parola del Signore. E noi possiamo tra poco vedere gli altri anni di questa crescita di questa Chiesa, perché la preghiera c'è. Pieno dello Spirito Santo e predicando il Vangelo. Questa base sarà la storia di questa Chiesa. Finiamo con Ebrei 10:39. Che cosa è scritto là? Qual è la prima parola? Ora, noi non siamo di quelli che si tirano a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la. Tu vuoi che questa sia la tua storia? Dopo di questo amen, ricomincio il messaggio. Buongiorno Chiesa, che bello stare insieme con voi qua, leggendo, è bello stare assenti in questo periodo. Per favore, amen o non amen? Noi non siamo di quelli che tornano indietro. Andiamo avanti? Amen. Se Gesù non ritorna, gli altri 22 anni nella storia di questa Chiesa. Ok? Furio, spero di vederti tra 22 anni, ok? Anch'io. Alleluia. Preghiamo, Chiesa. Preghiamo per questo momento. E possiamo vivere questa storia. Io sarò inginocchiato qua. Ginocchiare significa, Signore, è con te. È umiliarsi davanti al Signore. Se tu vuoi inginocchiarti in questo momento, io ti sfido. Se tu non puoi, non c'è nessun problema. Il Signore ti conosce. Ma io sfido oggi la Chiesa a stare inginocchiata davanti al Signore, a umiliarsi davanti a Lui, perché vogliamo pregare con la sua Chiesa. Nostro Padre, grazie per questo momento di Chiesa. Grazie, Padre, per questo momento della tua grandezza, il tuo amore. Celebrare, Padre, 22 anni, celebrare una storia, wow! È una grande gioia per noi. E stiamo celebrando il tuo nome. Il tuo nome sia glorificato. Ti ringrazio, Padre, per questa gente che un giorno ha deciso, ha avuto coraggio di iniziare questa Chiesa. Grazie. Grazie per questo gruppo di persone con perseveranza e costanza, nonostante i momenti difficili. Sono stati saldi, fortificato nello Spirito Santo e hanno condotto questa Chiesa alla tua gloria. Siamo arrivati qua. Siamo arrivati a Belluno, siamo arrivati a Verona, siamo arrivati a Padova, a Mantova, siamo arrivati a Conegliano, siamo arrivati a tanti altri luoghi, oh Padre, tanti altri paesi e città che non ti conoscevo, perché c'è una storia meravigliosa di questa tua gente. Vogliamo continuare, oh Padre, a andare di più. Ma che sia fatta la tua volontà e la tua guida spirituale. E che questa tua gente possa essere piena di entusiasmo, piena dello Spirito Santo,
e che possiamo essere sottomessi alla tua guida a continuare saldi. Grazie per questo momento dei giovani, adolescenti e preadolescenti che stanno vivendo un'esperienza unica con te. Grazie. E che gli altri gruppi, oh Padre, di quelli che abbiamo sentito, di coppia, di donne, uomini e gli altri, che possano ancora continuare. Grazie per questi bambini. Grazie, i monitori. Grazie alla perseveranza e l'amore. Grazie. E che possano continuare, oh Padre, a servirti con entusiasmo. Benedici, oh Padre. Benedici la tua Chiesa. Riempi ciascuno di noi, oh Padre, con la tua presenza. E che il tuo popolo, Padre, in ravvedimento, possa vivere la santità, una vita coerente, in fede con te. Ti ringrazio, nel nome di Gesù. Benedici la tua Chiesa. Amém. Amém. Amém, Chiesa. Já hai dato un abbraccio, un saluto alla persona al tuo fianco? Fa questo e dica, continuiamo, stiamo insieme. E se un ospite, wow, dica una bella parola, che continuiamo a vivere con questo entusiasmo nel servire al Signore. Facciamo questo momento di offerta, di decima. Possiamo vivere questo momento con gioia al nostro Signore e possiamo consacrare. Oggi è l'anniversario della Chiesa. E se è l'anniversario della Chiesa, un regalo alla Chiesa, ma è un'offerta al nostro Dio. Facciamo questo con gioia e allegria. E ho visto qua che qualcuno ha dato un telefonino. Oh, essa é uma oferta pela Chiesa, questo telefonino? Ok, Medeia, la nostra tesoriera, per favore, ok? Ok. Ok, possiamo stare in piedi? Qual è il cantico? Eterno Dio. Eterno Dio. Cantiamo Eterno Dio, una Chiesa che non sarà eterna qua in terra, ma sarà in cielo. Oh, non eterna, no, ma infinita. Ok? Cantiamo e esaltiamo ao nosso Dio. Coro. Coro. Venite, venite, Oh, coro, per andate. favore. 3, 2, 1, veloce lá. Vedi Roberto con tuo scudo, ok, bello. Ok, adoriamo, cantiamo e facciamo questo momento di offerta e di consacrazione al nostro Signore. Amen. Mentre cantiamo potete venire, come il pastore ha detto, è un giorno di ringraziare al Signore e un modo anche di ringraziare e regalare la nostra Chiesa, dare la nostra vita, il nostro tempo, la nostra adorazione e anche quello che il Signore ci ha dato. Così potete venire, consegnare le decime, offerte, amen, cuore libero e un cuore di ringraziare a Gesù. Amen. Cantiamo con gioia, Eterno Dio. Battiamo le mani. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero. Alleluia! Oh Dio! Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Eterno Dio, eterno amor, eterno sei Signore, non cambi mai, tu sei già sempre, se cado mi rialzerai, tu
ringraziamo per questo momento di consegna, di lodi, momento di ringraziare a te. Grazie Signore, che privilegio, che benedizione poter celebrare insieme. Grazie Signore. Adesso ti chiedo nel tuo nome di benedire ogni famiglia, ogni persona, benedire Signore il lavoro di ogni persona, Dio, e nel nome di Gesù, che la tua presenza, la tua grazia, Signore, nel tuo nome possa benedire, abbracciare, riempire ciascuno di noi in questa mattina, Signore. Grazie per tutto, ti chiediamo nel tuo nome, amen. Potete accomodarvi, Pastore Caio. Ok, potete accomodarvi. Se c'è anniversario, c'è? Torta. C'è torta, né? Sì, sta arrivando la torta, ok. Oggi c'è una torta, 22 anni, per favore. Come stai? Grazie. E quanto è prezioso vedere questo celebrando la Chiesa. Gli avvisi veloci, Rubens, che cosa succederà domenica? Andiamo dove? La Chiesa sta andando oltre. E è bello che il coro e ci sono le altre persone che andranno a Firenze, abbiamo un pullman, sono soltanto 50 posti, no? 10 posti disponibili, i primi 10 che arrivano adesso guadagnano un biglietto per Firenze pagando la cifra di 40 euro. Ok, c'è ancora 10 posti per Firenze e se volete andare parlate con Rubens o Pompeu, e il porti qua alle ore 6 del mattino, 6:30, 6:30 e torniamo alle 9, ok? Sarà molto bello, c'è un culto qua, ok? E continuiamo come Chiesa e come eu dico, la Chiesa deve andare dappertutto, è un privilegio e continuiamo a pregare per i nostri ministeri e che i nostri gruppi possano andare sempre a edificare gli altri gruppi e le altre persone, ok? Ieri è stata un'altra comunità qua, un bellissimo, tra 2 settimane l'altra comunità e la Chiesa deve essere così, servire agli altri e questo è un privilegio. Ok, gli altri avvisi... Corso di teologia, Pastor Alessandro, sarà questa settimana? Treviso, ok? Martedì alle ore 20:15. Non dimenticare incontro di preghiera online, lunedì e giovedì. E vogliamo ripartire venerdì alle 19:30 qua presenziali, ok? Che la Chiesa possa stare in preghiera, piena dello Spirito, il logo va a tremere e noi adesso iniziamo a predicare la parola, che sia questa, ok? Grazie Chiesa, tu che sei con noi oggi la prima, seconda, terza volta, grazie della tua presenza, che Dio ti benedica. E questa è la nostra Chiesa, questa che può darsi la tua Chiesa. Non dimenticare della serie di Massare, ok? E questa è la tua Chiesa e che noi possiamo continuare a servire il Signore. Grazie alla tua presenza. E se tu non conosci la persona che è vicino a te, va a salutare, come ti chiama e come sei. E è così la vita di una famiglia della Chiesa. Rubens mi ha detto adesso, da domani in poi io e il Pastore Sandro facciamo delle meditazioni giornaliere e da domani comincia le meditazioni sul periodo di Pasqua, ok? Iniziamo domani con Esodo 12 e dopo partiamo fino al 9 di aprile. Tutta la giornata avrete una meditazione sulla storia della Pasqua e l'importanza per tutti noi, ok? Così potete seguirci, se tu non sai come seguirci potete parlare con noi e sempre avremo queste meditazioni ogni giorno, ok? Penso che basta, dopo andiamo indietro con la torta e per favore potete continuare qua, abbracciarci, salutarvi, conoscerci e dopo mangiamo una torta insieme. Dio vi benedica. Ciao.